Hello, good evening, or good morning, wherever you are. Good evening, everybody. Straight away, try to guess. Don Quixote. This evening again, no digital. I brought from Italy this book that I am holding since decades. And it's amazing. It was a gift from a magazine of Famiglia Cristiana. You can see here, Famiglia Cristiana. That is, is a Catholic magazine in Italy, and at times they add some gift. This is one of those, very interesting. Let's go. Al duca di Behar, marchese di Gibraleon, conte di Benalcazar e Banar, visconte del borgo d'Alcocer, signore delle città di Capiglia, Curielle, Burghios. Sapendo quando benignamente la signoria vostra accolga ed apprezzi ogni genere di libri, nella sua qualità di principe, molto dedito a favorire le arti liberali, specialmente quelle che per la loro nobiltà non si abbassano a servire volgari interessi, mi son deciso a pubblicare l'ingegnoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia, sotto il patrocinio del nome illustrissimo dell'egregio I don't know. Con rispetto che debbo a tanta grandezza, la supplico. Eminenza vostra. I'm sorry, guys. EV, initials, eminenza vostra. Con rispetto che debbo a tanta grandezza, la supplico quindi di volerlo ricever volentieri sotto la sua protezione. Onde, all'ombra di questa, se ben privo di quei preziosi ornamenti di eleganza e di erudizione, di cui sogliono essere rivestite le opere che si compongono nelle case dei dotti, ardisca presentarsi con sicurezza al giudizio di certuni, che, non rispettando i limiti della loro ignoranza, son soliti a condannare con maggior rigore e minor giustizia i lavori degli altri. Confido quindi che la saviezza dell'eminenza vostra, avuto riguardo alla mia buona intenzione, non disdegnerà la pochezza di così umile omaggio. Miguel de Cervantes Saavedra. Prologo. Pagina 5. Lettore beato, che non hai nulla da fare. Puoi ben credermi senza tanti giuramenti se ti dico che io vorrei che questo libro, figliuolo come è del mio pensiero, fosse il più bello, il più brillante, il più geniale che si possa immaginare. Ma non ho potuto sfuggire alle leggi della natura, e in natura ogni cosa ne produce un'altra simile a sé. E quindi che cosa poteva produrre il mio sterile ed incolto ingegno se non la storia di un figliuolo secco, allampanato, strambo, con la testa piena dei più disparati pensieri mai venuti in mente a nessuno? E non poteva essere altrimenti, perché egli è nato in una prigione, dove stanno di casa tutti i disagi e tutti i più sinistri rumori. Fantastic. La calma, il luogo ameno, la bellezza della campagna, la serenità del cielo, il mormorio delle acque, la tranquillità dell'anima, contribuiscono molto a far sì che le muse più sterili diventino feconde e producano frutti che riempiono il mondo di meraviglia e di soddisfazione. Può darsi che un padre
abbia un figliolo brutto e senza punto spirito, ma l'amore paterno gli mette una benda sugli occhi, beautiful this one, e perciò egli non vede i suoi difetti, anzi li prende per virtù e belle qualità e li racconta agli amici come prove di ingegno e di gentilezza. Absolutely true. Ma io che, se ben sembri il padre, sono invece il patrigno di Don Chisciotte, non voglio andar con la corrente a supplicarti, quasi con le lacrime agli occhi. Flipping the page, traditional way, I love this, what is a beautiful sensation. Come fanno certuni, che tu, o lettore carissimo, perdoni o faccia le viste di non vedere i difetti che troverai in questo mio figliuolo, perché tu non sei né suo parente né suo amico, e possiedi un'anima col suo libero arbitrio come chiunque altro, e te ne stai in casa tua e ne sei il padrone, come è padrone il re dei suoi tributi. E sai bene quel che dice il proverbio, in casa mia padron son io. Tutto questo ti dispensa da ogni riguardo, quindi puoi dire di questa storia tutto quello che ti pare, senza timore che ti puniscano se tu ne dici male, né che ti ricompensino se tu ne dirai bene. Soltanto vorrei dartela nuda e cruda, senza l'abbellimento del prologo e senza la filastrocca e il catalogo dei soliti sonetti, epigrammi ed elogi, che si usa mettere in principio ai libri. Perché tu devi sapere che, se ben mi sia costata parecchia fatica il comporla, non ne ho mai durata tanta, quanto a scrivere questa prefazione che ora tu leggi. Molte volte presi la penna per scriverla e altrettante la posai per non sapere quel che avrei scritto. Ma un giorno, stando così col naso in aria, la carta dinanzi, la penna dietro l'orecchio, il gomito sulla scrivania e la mano alla gota, pensando a quel che dire, entrò a un tratto un amico, un uomo faceto e assai colto, il quale, vedendomi tanto pensieroso, me ne domandò la ragione. E io, che non avevo motivo di nascondergliela, gli dissi che pensavo alla prefazione che dovevo fare per il Don Chisciotte e che mi sentivo in tale condizione d'animo che non volevo più farla e nemmeno pubblicare le sue imprese di un così nobile cavaliere. Perché, come volete voi che non mi preoccupi quel che dirà quell'antico legislatore che si chiama pubblico, beautiful this one, quando vegga che, dopo tanto tempo che dormivo nel silenzio dell'oblio, ora esco fuori, con tutti gli anni che mi ritrovo sulle spalle, con un racconto magro come uno stecco, scarso di invenzione, meschino nello stile, povero di concetti, mancante di erudizione e di dottrina, senza citazioni in margine e senza note in fondo. Come invece veggo che sono tanti altri libri, sebbene romanzeschi e profani, così pieni di sentenze di Aristotele, Platone e di tutta la caterva dei filosofi, da formare l'ammirazione dei lettori, i quali, così, tengono i loro autori in conto di uomini dotti, eruditi ed eloquenti? Quando poi citano la Sacra Scrittura, chi non dirà che essi sono dei San Tommasi e dei dottori della Chiesa? Perché sanno serbare un così intelligente decoro che dopo aver descritto nel rigo di sopra un dissoluto, ti fanno nel rigo di sotto un sermoncino cristiano, che è un piacere e una fortuna leggerlo o sentirlo leggere. Tutto questo il mio libro non lo può offrire, perché io non ho nulla da citare in margine, non ho note da mettere in fondo e nemmeno so che autori seguo. E quindi non posso, come fanno tutti,
farne in principio un elenco dalla A alla Z, cominciando da Aristotele e terminando con Senofonte e Zoilo o Zeusi, sebbene uno fosse un maldicente e l'altro un pittore. Così pure il mio libro non potrà avere i soliti sonetti di introduzione, o perlomeno di quei sonetti i cui autori siano duchi, marchesi, conti, vescovi, dame o poeti famosissimi. Tuttavia, se ne domandassi qualcuno a 2 o 3 amici compiacenti, so che me li darebbero certamente, e tali da superare quelli di coloro che hanno maggior rinomanza qui nella nostra Spagna. In conclusione, mio carissimo signore ed amico, io decido che l'egregio Don Chisciotte rimanga sepolto nei suoi archivi della Mancia, finché il cielo gli mandi qualcuno che l'adorni di tutte le doti che gli mancano, perché io mi sento incapace di procurargliele a causa della mia insufficienza e della mia scarsa cultura, e perché per carattere son pigro e restio ad andare alla cerca d'autori che dicano ciò che so dire da me senza di loro. Da questo deriva la perplessità penosa in cui mi avete trovato assorto, e a tenermi in questo stato è causa bastante quello che vi ho detto. L'amico mio, sentendo ciò, battendosi la fronte con una mano e dando in una gran risata, mi disse: Per Dio, amico, m'accorgo ora d'essermi sempre ingannato sul conto vostro, fin da quando vi conosco. E non è da ieri, perché io vi ho sempre ritenuto un uomo intelligente e di giudizio in tutte le vostre azioni, mentre ora veggo che ci corre, quando ci corre dal giorno alla notte. Com'è possibile che degli inconvenienti di così poca importanza e tanto facili a rimediarsi possano avere la forza di tenere perplesso e indeciso un ingegno così maturo come il vostro e così abituato ad affrontare e superare delle difficoltà ben più gravi? No, no, questo non deriva da mancanza di abilità, ma da un eccesso di pigrizia e di scarsità di riflessione. Volete vedere se quel che dico è la verità? State attento e vedrete come in un batter d'occhio fo sparire tutte le vostre difficoltà e rimedio a tutti i difetti che secondo voi vi trattengono e vi scoraggiano dal lasciare uscire la storia del vostro famoso Don Chisciotte, luce e specchio di tutta la cavalleria errante. Sentiamo, replicai io udendo ciò. Come pensate di riempire l'abisso del mio timore e di far la luce del caos della mia confusione? Qui egli mi rispose: quanto alla prima difficoltà da voi affacciata, e cioè che vi mancano per il principio dei libri, sonetti, epigrammi ed elogi, scritti da personaggi importanti e d'alta condizione, vi potete rimediare così. Pigliatevi la bega di farne qualcuno voi stesso, e poi lo potrete battezzare e mettergli il nome che vorrete, affibbiandone la paternità al prete Gianni dell'Indie o all'imperatore di Trebisonda, dei quali so che si racconta che furono famosi poeti. E quand'anque non fosse vero, e ci fossero dei pedanti e dei saccenti che vi mordessero alle calcagna e facessero dei pettegolezzi sulla loro autenticità, non me ne date il minimo pensiero, perché anche se si appurasse la menzogna, non mi taglieranno la mano con cui l'avete scritta. Quanto a citare in margine i libri e gli autori di dove avrete preso le sentenze e i detti che metterete nella vostra storia, fate in modo che vengano a proposito anche sentenze latine che voi sappiate a memoria,
o che perlomeno vi costi poca fatica a cercarle, come per esempio sarebbe il mettere, trattandosi di libertà e di schiavitù, non bene pro toto libertas venditur auro, e quindi citare in margine Orazio o chi lo disse. Se tratterrete del potere della morte, ricorrete subito a pallida mors sequo pulsat pede pauperum tabernas, regunque turres. Se invece parlerete dell'amicizia e dell'amore, che Dio ci comanda anche per i nostri nemici, e voi entrate all'istante nella Sacra Scrittura, con un tantino di fatica ritroverete perlomeno le parole di Dio stesso. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros. Se poi tratterete dei cattivi pensieri, invocherete il Vangelo. De corde exeunt cogitationes malae. Se dell'instabilità dell'amicizia, ecco qui il Catone che vi darà il suo distico. Done queris Felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerin nubila solus eris. E con questi ed altri simili latinucci vi piglieranno perlomeno per un uomo di studi. E al giorno d'oggi l'essere un uomo di studi non è di poco onore, né di poca utilità. Quanto alle note da mettere in fondo, potete far così. Se nel vostro libro fate il nome di un gigante, prendete il gigante Golia e con questo solo voi avrete una lunga nota, senza che vi costi quasi nulla, perché potete mettere il gigante Golia o Goliath fu un filisteo che il pastore David uccise con una sassata nella valle di Terebinto, come si racconta nel libro dei re, nel capitolo dove ne troverete la storia. Oltre, oltre a ciò, per dimostrarvi uomo erudito, nelle lettere e nelle scienze, fate in modo che nella vostra storia sia nominato il fiume Tago, ed eccovi subito in possesso di un'altra magnifica nota. Il fiume Tago fu detto così da un re di Spagna. Nasce nel tal luogo e sbocca nell'oceano, bagnando le mura della famosa città di Lisbona. Si dice che le sue arene contengano oro, eccetera, eccetera. Se dovete parlare di ladri, io vi fornirò la storia di Caco, che so a memoria. Se di sgualdrine, eccovi il vescovo di Mondognedo, che vi presterà Lamia, Laide e Flora, citazione che vi darà un gran credito. Se di Megere, Ovidio vi somministrerà Medea. Se di incantatrici e fattucchiere, Omero ha Calipso e Virgilio a Circe. Amazing! Se di capitani valorosi, Giulio Cesare stesso vi presenterà se stesso nei suoi commentari e Plutarco vi darà 1000 Alessandre. Se tratterrete d'amori, posto che sappiate 4 parole d'italiano, potrete ricorrere al leone ebreo, che vi darà la buona misura. E se non volete andare all'estero, avete in casa l'amor di Dio di Fonseca, in cui si compendia tutto quello che voi e l'uomo più immaginoso di questo mondo possa desiderare in tal materia. Insomma, non avete da far altro che cercare di citare questi nomi o menzionare queste storie che ho detto nella vostra e poi lasciate a me la cura di mettervi le citazioni e le note, che io mi impegno di riempirvi i margini e 4 fogli in fondo al libro. Alright guys, I stop here, okay, at page 10. It's 20 minutes. That's I absolutely enjoy these last 2 pages.
Amazing, really, really amazing. All right, guys. I have so much fun in reading this romance. This piece of arts. These historical books, sonnets. And so on. It's amazing. And again, I think that is beautiful for all those learning Italian to listen the way how to read to better understand the how it works, the shape of the sentence, and so and so. So I really enjoy, and I hope that it will be a perfect aid for those studying in Italian. All right, guys. Thank you very much, and see you next. Bye. Hola.